ci stanno uccidendo le piante. Questo albero a breve lo abbatteremo perché l'anno scorso è stato investito da olio caldo e da altri agenti che sono stati riversati per farlo morire, ed è un peccato, mentre in quello successivo, proprio in questi giorni, è stato segnalato che sono stati presi a colpa di accette, probabilmente anche in questo caso per farli morire. Adesso non ho ben capito se danno fastidio le foglie o se la natura è diventato un problema, ma ciò quello che sta accadendo in questo parco e a Ponzano Veneto recentemente è molto preoccupante. Non del vandalismo fine a se stesso, ma azioni compiute al preciso scopo di far morire degli alberi che a qualcuno evidentemente danno fastidio, sebbene si trovino in un parco pubblico, quello di via Bersaglieri a Paderno di Ponzano, proprio dietro il municipio. Paradossale che in tempi in cui l'importanza del verde nei centri abitati è unanimemente riconosciuta, ci sia chi non tollera la natura e i suoi ritmi, a cominciare dal cadere delle foglie, e pensare che il comune ne ha di recente piantati altri 40 di alberi lungo le strade. A fronte a questi gesti inspiegabili, ci chiediamo se ha senso. Da una parte li piantiamo, dall'altra parte danno fastidio. Atti dolosi, non facile risalire ai responsabili, nel parco telecamere non ce ne sono e non è neppure pensabile, aggiunge il sindaco, che si viva in una sorta di grande fratello per controllare ogni metro di territorio. È naturale che all'interno delle lottizzazioni ci siano dei parchi e ci siano degli alberi. Se vogliamo un mondo di plastica, allora basta saperlo e cambieremo idea, insomma.